Bentornati e bentrovati a Storie. Abbiamo raccontato in queste puntate come il mondo greco abbia nella religiosità il suo punto di forza. La religione dei greci è la religione che cambia l'Occidente. Cambia l'Occidente perché ha come fondamento la volontà, lo strappo. Pensate che il mondo greco ha una religiosità che parte dall'uccisione del padre e dall'altro canto ha come caratteristica quella di cercare la salvezza personale attraverso i misteri, attraverso i culti misterici. Questi culti per iniziati che venivano messi in piedi dai greci col desiderio proprio di scoprire di più l'imponderabile, scoprire di più il mistero, scoprire di più ciò che era infinito e che non era accessibile a livello umano. Ecco, queste due dimensioni della religiosità si esprimevano fondamentalmente poi nel gioco, il gioco olimpico, il gioco sacro, di cui il gioco olimpico è una declinazione. Ecco, il gioco sacro aveva la caratteristica di esprimere l'interiorità dell'uomo, ma l'interiorità dell'uomo non si esprimeva soltanto attraverso delle azioni sociali come erano quelli dei riti religiosi sociali, o delle azioni individuali come quello dei misteri, o delle azioni collettive come quello dei giochi sacri, si esprimeva anche attraverso degli scritti. Alla fine dell'VIII secolo a.C. ricompare la scrittura, con la ricomparsa della scrittura ricompare anche la tendenza a raccontare la propria anima, e la propria anima viene raccontata con tre modalità. Il teatro era una modalità tutta interessante di raccontare se stessi, di raccontare quello che l'uomo aveva a cuore. La poesia intesa come suono, come produzione di un suono, di un dolce canto, di un dolce ritmo attraverso il quale raccontare quello che c'era nel cuore, quello che l'uomo desiderava per sé e per la propria vita. E poi, non ultima, la filosofia. La filosofia è intesa come modalità di riflessione sull'esistenza, una riflessione non guidata semplicemente dal sentimento, ma una riflessione guidata dalla ragione. Ecco, a questo punto, con la nascita del mondo greco maturo, quello vero e proprio, dopo la seconda colonizzazione, dopo che i greci sono arrivati sia in Ionia, cioè nella Turchia odierna, sia in Magna Grecia, cioè nel sud Italia odierno, a questo punto i greci faranno sentire la loro voce cominciando a produrre poesia, cominciando a produrre teatro, cominciando a produrre filosofia, cioè cominciando a riprodurre una riflessione su di sé e sull'umanità che era estranea al mondo fino a quel momento, se non per rare eccezioni, ma sicuramente non in quella quantità, non in quella modalità così piena, così ricca che fu proprio dei greci. Lo racconteremo a partire da lunedì raccontandovi di Esiodo, di come Esiodo racconta la nascita del mondo e di come Esiodo racconta la nascita dell'uomo. È un racconto interessantissimo quello che andiamo a fare perché riguarda ciascuno di noi, riguarda infatti la nostra storia e non soltanto quella dei greci. Ne parliamo qui, ne parliamo a Storie, col teatro, con la poesia, con la filosofia, tutti i giorni, sempre qui, da lunedì.